Vengo avanti per verificare, no, cos'è sta luce blu e mi trovo due uominati, come si dice, incappucciati e io mi metto a urlare. Cosa feo qua, ho detto, bastardi, fuori! È una reazione d'istinto, energica quanto coraggiosa, quella di Edeltrud Lutiger, 90 anni, che in questa casa all'inizio di Via Bosco, alle porte di Monastir, si trova davanti i ladri quando sono da poco passate le 10 della sera. La donna, che abita da sola, si trova al piano superiore, sta leggendo in camera da letto. Sono dei rumori sospetti a convincerla a scendere le scale. Edeltrud non accende la luce, addosso un paio di pantofole. È qui che si consuma il faccia a faccia, le urla, ma non solo. Sono per scappare, io li ho spentonati, sbattuto il portoncino quando erano fuori e me ne trovo uno terzo, qua davanti alla porta della cucina. E anche quello però ha riaperto velocemente, naturalmente, e è scappato via. Mi hanno detto qualcosa? No. Tutto silenzio. I tre si danno quindi alla fuga dopo essersi introdotti dalla porta d'ingresso praticamente scardinata. Dentro trovano qualche decina di euro che serve per delle analisi mediche. Edeltrud chiama così i carabinieri, arriva poi il figlio Orlando. La apprensione è tanta, ma allo stesso tempo si tira un sospiro di sollievo. Sono situazioni dove uno reagisce anche senza pensare. Fortunatamente sono scappati e basta. Dice di non aver avuto paura Edeltrud. Certo, all'indomani restano dei segni. Un po' i nervi. Un po' di tremarella. Sì, e stanchezza soprattutto, perché la notte anche poi era un po' corta. Ripensando alla sua reazione, la donna allarga le braccia e si scioglie in un sorriso. Le raccomandazioni sono 1000, di non fare certe cose, ma al momento il cervello ragiona così, può dire incosciente eventualmente, ma è andato tutto bene, insomma, ecco. Si può dire solo questo, ma comunque passerà.